Sarà un viaggio emozionante. Qui possiamo notare tante scene, tanti antichi mestieri. Oggi vivrete delle forti emozioni. Benvenuti nel presepe vivente di Sant'Andrea. Qua avete la possibilità di rivivere la natività in un contesto tutto siciliano. Accanto a me, come avete la possibilità di vedere, c'è già un antico mestiere, il pescatore. E come vedete il pescatore, anche noi cerchiamo di essere pescatori di uomini come è stato Dio e Gesù, per questa bellissima manifestazione. Vi accolgo nella mia masseria affinché possiate visitare il presepe vivente. In questo momento ci troviamo nella stanza del padrone e dei campieri, che sono il mio braccio destro, diciamo, durante il lavoro della vendemmia e degli altri lavori di campagna. Buonasera, come andiamo oggi? Gli affari come sono andati? Benissimo, benissimo. Noi siamo i campieri, praticamente amministriamo quelli che sono i beni prodotti nelle campagne del padrone. Gestiamo i possedimenti del padrone e cerchiamo di farli produrre al massimo per lasciarlo contento. Aveva un ruolo fondamentale perché era colui che sosteneva il padrone, lo aiutava nelle sue faccende e soprattutto gli dava buoni consigli per come gestire la masseria. Benvenuti nella scena della Natività, siamo a Barcellona Pozzo di Gotto e stiamo visitando il presepe organizzato dalla parrocchia Santi Andrea e Vito, di cui io sono il parroco. Un grazie dal profondo del mio cuore alla famiglia del piccolo Marcello che impersona la parte del bambino Gesù. Come il piccolino sta dormendo? Cosa fa? Bellissimo. Qua abbiamo aranciata fatte dalle nostre arance siciliane. Sto togliendo lo spirito dalla buccia dell'arancio. Un mestiere antichissimo. Quello raro. Si cava l'arancia, la mettono nella calce, poi si mettono qua. Visto lo spirito? Io come il spirito che brucia lo spirito. Che si raccoglie nelle spugne e poi lo spirito sale a galla e la purga resta sotto. Le donne li cavavano la mattina, gli uomini andavano verso le 3, li lavavano nella calce e li mettevano a asciugare. E lo spirito asciugava meglio, no? Con lo spirito facevano un'assenza dei profumi. Buonasera, pane fresco. Ci vuole un boccino? Lo vuole? Certo, brucia assai. Diciamo che pizzica Diciamo bene. che pizzica, Che pizzica, sì. Da dove viene? Da Messina, prima volta, bellissimo, fatto benissimo, veramente, complimenti. Pane con l'olio, il peperoncino, piccante, sempre nel forno a legna. Da Messina, è la prima volta, molto bello, caratteristico e soprattutto diverso dagli altri presepi che si vedono di solito in giro. Lo tagliamo e poi lo mettiamo di nuovo in forno e lo serviamo caldo. Salve, a lei il compito di condire il pane? Sì, io sono il compito di condire il pane. Olio e origano. Tutte impegnate a fare cosa? I maccheroni col chiunco, non col ferretto. Ma lei li faceva da piccola anche? È normale. A che età hai imparato? 8 anni circa. Quali sono gli ingredienti per preparare i maccheroni? Farina, acqua e se lo preferisce qualche uovo. Poi come li condiamo? Col sugo. Con ragù, oppure con il lardo, quello della montagna, la carne di maiale. Amici di bella Sicilia, venite in questo bel presepe. Ma lei cosa sta facendo? Una gonnellina per mia nipote. Mio papà si è impegnato per mandarmi a cucire per non avere bisogno di nessuno un giorno. A che età hai imparato? 10-12 anni. C'è un'emozione grande, faccio allegria con la mia fisarmonica. Sono il sarto, sì, ma sarto anche nella realtà, da quando avevo 13 anni e oggi ce n'ho 74 e ancora lavoro. Ecco, questa è una giacca in lavorazione. Grazie e complimenti, anche Grazie per essere lei. qui protagonista del presepe vivente di Barcellona. Sì, ora da 5 anni sono qua e sono veramente contento. Io sto facendo una giacchetta da donna senza tante pretese, ecco. Ho tagliato, ho imbastito, ho fatto il modello, quindi poi il modello su carta
e viene messo sulla stoffa, quindi questi segni bianchi sono dei segni che servono appunto per imbastire poi la giacca. Una volta c'era la conca, quindi è rimasta quella di una volta, diciamo, no? Vediamo che c'è anche il limone della conca. Sì, per non fare odori, diciamo, no? Mettiamo il limone. Va bene, a posto. Ma sistemare, capito? Ma sistemare. Caso una vecchietta longa. E lei fa il barbiere? Sì, io sì. Da tanto tempo. Ma nella vita reale anche, quindi? Sì, da quando ero piccolo, sì. Un mestiere che è cambiato nel corso dei decenni? Sì, no? sì, una volta si utilizzavano vecchie macchinette come quella che c'è lì sul banco, i rasoi erano a mano libera, oggi c'è il rasoio con la lama. È bello prendere parte a questo presepe? Molto bello, io lo faccio proprio da quando abbiamo iniziato, da 11 anni, ecco. Sono stato sempre partecipe. Una volta si faceva spesso, oggi? Oggi no, ma una volta sì. Quando hai imparato? Quando avevo 6 anni, 7 anni. Andavo prima mattina a scuola, pomeriggio andavo alla maestra. Una sciarpetta. Sta lavorando ai ferri? Sì, io sto facendo un maglione. Una volta comunque c'era compagnia, bello. Si mangiava insieme, tutto, ora. Il vino dalla botte, quindi? Sì, infatti, come si faceva una volta in pratica. C'è anche un'osteria dove c'è allegria, dove si gioca a carte, si mangia. Il pane lo mettiamo sul fuoco e lo condiamo. Condito con olio e origano. La mano, tutto uguale. Qual è il suo compito invece? Sistemare le botti, dobbiamo mettere il vino. Un coppo circa e un coppo di bagno. Bruschette, come le dicevo poco fa, con la minestra affogata, fatta con aglio, peperoncino, capperi, olive sotto sale e broccoli. Allora, qui facciamo assaggiare il pane con la marmellata di mele, soprattutto ai bambini, per riscoprire oltre alle tradizioni dei vecchi mestieri anche le tradizioni della merenda sana. Un buon pezzetto di pane con la marmellata di mele fatta in casa, che stiamo facendo anche in questo momento. Con ingredienti semplici, genuini, con semplice mele, zucchero e limone. Facciamo bollire, poi la passiamo e la offriamo sul pane calda. Devo dire che è una bellissima esperienza. I visitatori potranno quindi gustare direttamente il pane con la marmellata. Esatto. Questa è già pronta da da spalmare sul pane e la mettiamo in dei vasetti che offriamo ai visitatori. C'è la stessa marmellata messa, chiusa e confezionata con questa stoffa. Qua ci troviamo nella casa della maestra Duca, proprietaria di questa masseria. Lei era un'insegnante della scuola elementare di Sant'Andrea. Faceva venire tutti a casa sua, in questa casa, e faceva il doposcuola, faceva fare i compiti ai bambini gratuitamente perché amava probabilmente il suo lavoro. I reperti, i fogli li abbiamo trovati noi in questa casa e li abbiamo voluti mettere esposti. Abbiamo qua un dettato del 15 giugno 1967
Molti visitatori che sono già passati a visitare il presepe si sono riconosciuti in queste foto che sono originali del periodo in cui la maestra insegnava. Sto pestando chiodi di garofano, finocchietto e mandarino, questo poi ci serve per fare le tisane. Cerchiamo un po' di riprodurre quello che si faceva una volta, certo, con i rimedi insomma officinali, con le erbe, con quello che c'era in natura. Sto accendendo la carbonella. Una volta accesa poi si mette nel ferro tastiro. La carbonella viene messa qui dentro e poi si stira. Una volta che si riscalda la piastra si stira. Molto più faticoso. E poi c'era il rischio che magari cadesse un po' di carbone sull'indumento e si bruciasse l'indumento, oppure con la cenere si sporcasse l'indumento e di nuovo si doveva rilavare. Cosa stai facendo? Il sapone, fatto in casa come si faceva una volta. A caldo. A caldo, ovvio. Bisogna girare sempre. Certo, in continuazione, poi se fa troppo fumo bisogna aggiungere dell'acqua perché vuol dire che c'è troppo olio. Tu sei giovanissimo, ti piace vedere questi antichi mestieri? Sì, mi piace molto, anche perché mi ha trasmesso la passione un signore che c'era qua prima. Era simpaticissimo e mi ha trasmesso questa passione, mi piace molto. Grazie e complimenti. Qui vendiamo il sapone. Come si faceva una volta che i nostri antenati lavavano i panni con il sapone, strofinandolo. Fantastico. Abbiamo voluto trasmettere questa tradizione antica oggi che questi prodotti non ci sono più. Riempiamo con la ricotta o fuoco, si sbattono continuamente acqua, poi dipende quello che ci vuole mettere, l'euda di birra, un po' di zucchero, sale, questi sono già quasi pronti, sì, guardi che sono bene. Per fare contente alle persone facciamo spiccio, pasta fritta, pane col vino. Ma è velocissima, complimenti. Certo, ormai sono abituata. Da quanto tempo li prepara? Ma da quando ero piccolina. Questo è il pane fritto con il vino. Col vino, sì. Vino, origano e un po' di olio. Si faceva spesso quando il pane era vecchio. Sì, quando era vecchio. Come sta andando? Abbastanza veloce, visto non c'è neanche il tempo. Stasera si mangia frittelle con la ricotta. Poi si sbaglia con lo zucchero a velo. Cosa sta facendo in questo momento? Una cassettina per mettere dei piccoli oggetti, tutta secca, nocciolino, queste cose. Servivano pochi attrezzi? Sì, pochi attrezzi una volta servivano, però ce ne sono abbastanza di una volta attrezzi. Sono un falegname anche nella vita reale. Ho iniziato a 9 anni, ce ne ho 51 e continuo a fare il falegname. Anche lei sta realizzando una cassetta in legno? Sì, cassettine in legno. Ma è difficile? No, uno che sa fare no. Una volta i giovani andavano da piccoli a imparare il mestiere, vero? Certo. Prima sì, ora non si impara più il mestiere. Io sono andato da piccolo. Ma ha fatto il falegname anche lei? Io faccio il falegname da 60 anni. Sono fiero di farlo in questo mestiere e spero che anche i giovani riescano a farlo. E tu stai imparando il mestiere? Sì, sto facendo uno spostafumo.
E qui i giochi di una volta. Sì, questo abbiamo ricreato tipo questo parco giochi perché ormai di oggi non si vedono più bambini con le altalene, anche solamente il gioco dei birilli, per esempio, ormai scomparso. E noi abbiamo voluto veramente creare questa scena per far rivivere questi vecchi tempi, questi vecchi ricordi di quando noi eravamo bambini. Come si dice, il ferro si batte quando è caldo. Stiamo girando un giro forgiato a fuoco caldo. Quindi piano piano prende forma il ferro, diventa un'opera d'arte. Lavorando. Ma lei è un fabbro anche nella vita di tutti i giorni? Lo ero, in tempo passato. Una volta si faceva tutto dal fabbro, andavo dal fabbro e facevi tutto ciò che serviva. Stiamo affilando con la pietra e acqua. Tutto manuale? Tutto manuale. Un saluto da Bella Sicilia. Oggi è una bella giornata e la musica ci fa rivivere. Non resta altro che fare un brindisi a tutti gli amici di Bella Sicilia, Onda TV. Tanti auguri a tutti, brindiamo all'amicizia e alla Sicilia. Auguri! Viva! Dice che il vino fa male, che tanta gente che questa io l'ho bevuto e non mi ha fatto niente, che l'acqua fa male, e il vino ti fa Non si stanca mai. Ma quando mai? Io ho sempre lavorato almeno 20 ore al giorno. Tanti saluti da Barcellona. Salve, da dove arriva? Tortorici. Un saluto da Tortorici! Cosa le sembra di questo presepe? Bellissimo! Caratteristico, antico proprio. Bellissimo, non ho mai visto un presepe così. Veramente bello e originale. Bellissimo, si ritorna agli anni antichi. Voglio cantare la ninna nanna piangere divino, la ninna nanna ti voglio suonare. La particolarità di questo presepe è proprio la sicilianità. Attraverso la nostra cultura di siciliani vogliamo annunciare il mistero di Dio. Non si tratta semplicemente di tuffarsi nel passato, vedere gli antichi mestieri, ma attraverso tutto questo si vuole riflettere sul mistero del Natale, sul mistero del Dio fatto uomo. Questa esperienza permette alle diverse generazioni, bambini, giovani, adulti, anziani, di stare insieme. Venite a vedere il presepio che le emozioni non mancheranno. Domenica 4 gennaio è il giorno dell'Epifania. Dalle 18 alle 21. A noi piace vedere le emozioni delle genti che vengono a visitare questo presepe. Ciao! Da dove arrivate? Noi da Barcellona Pozzo di Gotto, è un posto lontanissimo. Non potete quindi mancare ogni anno al presepe. È vero, ogni Bellissimo. anno. Una bellissima esperienza, sempre. Per tutta la famiglia, anche per i più piccolini. Sì. Salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Ciao ciao. Ciao.